Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo da Siracusa. Sequestro di oltre 1 milione di euro a Gaetano Maieli, soggetto appartenente all'organizzazione criminale Aretusea storicamente legata alla famiglia mafiosa dei Bottaro Attanasio. Le Fiamme Gialle hanno indagato sul reimpiego di proventi illeciti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Ha così costituito e avviato in una nota attività commerciale del capoluogo nel settore della ristorazione gestita da Prestanome. Ci spostiamo a Catania, bastonato prima, poi sparato ad una gamba, un colpo netto per avvertirlo. Forse di qualcosa succede lungo il viale delle Medaglie d'Oro, siamo nel quartiere di Inesima. Un vero e proprio agguato, in 3 o in 4 sono scesi da un'auto e hanno aggredito il giovane di 20 anni. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Marco, non sarebbe in gravi condizioni di salute, indagano i carabinieri. Ha travolto e ucciso con l'automobile la moglie che stava aiutando a fare manovra. È accaduto nelle scorse ore a Caccamo, nel Palermitano. Un uomo di 79 anni ha investito in retromarcia Maria Massa, 71 anni. Nonostante la corsa contro il tempo, l'intervento sul posto dei sanitari del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare. Continuano senza sosta i salvataggi in mare lungo la costa siciliana. Sono 119 i migranti sbarcati dalla scorsa mezzanotte a Lampedusa. 3 i barchini soccorsi da Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Ieri, con 12 diversi natanti, sono giunte invece 463 persone. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.